Ciao bellissimi! Oggi, per chi non lo sapesse, sono a casa malato. Molto probabilmente è coronavirus, perché mio padre è stato rilevato positivo e abitiamo assieme, io ho i sintomi, quindi si fa 1+1. Quindi ho deciso di utilizzare le mie lauree in genetica, in infetologia, in virologia e antropologia culturale per andare a fondo a questa situazione. E ho capito una cosa, ho scoperto una cosa che nessuno finora ha mai ipotizzato. Questo non è un virus, è una prolificazione esagerata, un numero enorme nelle nascite dei Chialchiut. Ma che cos'è il Chialchiut? Allora, il Calcute, dal mio punto di vista, è la creatura più inquietante di tutte tra quelle della mitologia friulana. Cioè, tra le leggende popolari fa parte della famiglia degli Sbilfs, quindi dei folletti. Però tra di loro è il più terribile, ma non è solo terribile, è proprio inquietante. Adesso vi racconto con calma. Il Calcute viene descritto a volte come un uomo, a volte invece come una bestia, a volte un po' come un miscuglio delle due cose assieme. Molto spesso viene visto come un vecchio striminzito magrolino, tutto peloso e con gli occhi strabuzzanti, sempre allampanati. Allampanati, si dice allampanati. Cosa vuol dire allampanati? Allampanato, magrissimo, macilento, smunto, sparruto, un uomo allampanato. Ok, quindi si tratta di un ometto allampanato con gli occhi strabuzzanti che entra dalla serratura della vostra porta durante la notte e si siede a cavalcioni sul vostro petto per bloccare il respiro, per non farvi respirare bene. Lui non vuole uccidere nessuno, vuole solamente divertirsi e si diverte facendo svegliare la gente nel cuore della notte ansimando con mancanza d'aria. E voi vi svegliate ma non vedete niente perché è invisibile questo coso. E da qui capiamo anche l'origine del nome, perché Calcute arriva da Chialchia, che significa schiacciare, premere. E in realtà questo essere esiste anche nelle mitologie di altre zone d'Italia, addirittura anche in Francia. Hanno nomi diversi, ma tutti quanti si riferiscono a questa azione che è quella che fa lui di sedersi sul petto della gente e schiacciare, quindi essere pesante, appesantire, affaticare. E sono tutte sensazioni che effettivamente si provano col coronavirus, questa mancanza d'aria, questa stanchezza continua. Quindi un collegamento c'è. Bene, e adesso che abbiamo capito quali sono veramente le cause di questa pandemia, come facciamo a fermarla? Quali sono le contromisure adatte a bloccare un Calcute? O tanti Calcute come sembra che ce ne siano? Beh, di contromisure in realtà ce n'è tante e sta solo a voi scegliere quale utilizzare. La prima, la più classica, la più semplice, basta inserire nella serratura della porta una foglia di vite o di ulivo benedetti in modo che il Calcute non possa entrare nella stanza. Ma cosa facciamo se ce lo troviamo direttamente già sul petto? Quindi ci svegliamo affannati durante la notte, ci rendiamo conto che c'è un Calcute, come lo mandiamo via? Cosa facciamo per eliminare la sua presenza e per non farlo tornare? C'è chi dice che a questo punto la soluzione migliore sia quella di rovesciare la coperta sul Calcute e immobilizzarlo. In questo modo lui si trasformerà in un piccolo oggetto come un sassolino, un rubino o un seme. Altri dicono invece di stringere il mignolo, ma non mi è chiaro se bisogna stringere il suo mignolo o il nostro mignolo, perché immagino il nostro, dato che il suo mignolo è invisibile ed è un po' anche inquietante perché le sue mani sono ossute e le dita sono degli artigli, quindi direi meglio la prima soluzione.
Terza cosa che suggeriscono, di aprire la finestra. Questo ovviamente aumenta anche la circolazione dell'aria, quindi questo affanno, questa necessità d'aria diminuisce e il calcute se ne andrà dalla finestra. Ma poi c'è l'ultima soluzione che è la mia preferita, e cioè quella di invitare il calcute a tornare domani per chiedere un po' di sale o di pepe. E per qualche motivo lui se ne va e tornerà l'indomani a mezzogiorno. Poi in realtà qualcun altro suggerisce di lanciare una ciabatta dietro la porta, però in questo caso bisogna essere pronti perché il giorno dopo si troverà dietro la porta uno stomaco di mucca. Non so perché, ma è così. Se sei arrivato fino a questo punto del video vuol dire che adesso sei un esperto sulla pandemia, sai tutto di coronavirus e del suo rapporto coi calcute e quindi puoi iniziare a fare seria informazione. A parte gli scherzi, ti ringrazio per aver visto il video, spero che ti sia piaciuto e che sia stato interessante di aver raccontato una leggenda poco conosciuta in maniera anche piacevole e attuale, direi. E voglio ringraziare Marco Mairo che mi ha dato il permesso di utilizzare anche la canzone, il titolo è proprio Calcute, la canzone dei Vos di Mont, per questo video. E vi saluto, ci vediamo al prossimo, spero di avere un'altra idea interessante perché chiusi in casa è molto difficile trovare l'ispirazione. Vi saluto, un grande abbraccio, ciao belli!